Padova, anche grazie al progetto Veneto Adapt, sta attuando politiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici all'interno di un quadro in forte evoluzione. Ripensare le città in un'ottica di cambiamento climatico significa immaginare di ridisegnarle per renderle più resilienti agli impatti del cambiamento climatico sulla scala locale. In particolar modo pensiamo ai temi degli impatti dell'acqua, ai temi degli impatti del calore, come principali questioni che riguardano gli ambiti urbani. Lo scenario climatico che cambia richiede delle risposte molto precise all'interno delle aree urbane. In particolar modo pensare come contrastare gli fenomeni estremi legati all'acqua, al calore, in particolar modo, e cominciare a capire in che modo queste tecniche possono essere inserite all'interno degli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio. Si parte infatti dal presupposto che integrare l'adattamento all'interno degli strumenti cogenti della pianificazione urbana sia uno degli elementi e dei passaggi fondamentali per rendere l'adattamento efficace a tutte le scale, a partire da quella delle città e dei territori. Ridisegnare le città in un'ottica di adattamento significa pensare a come riqualificare gli spazi pubblici, usare nuovi materiali per le piazze, integrare la dimensione della gestione delle acque all'interno della dimensione urbana, integrare l'infrastruttura verde in un'ottica di calmierazione del calore e di assorbimento dell'acqua in eccesso all'interno della dimensione della progettazione urbana a tutte le scale. Proteggiamo il territorio contro i cambiamenti climatici.